Farla finisci l'Alda, poi facciamo queste e un terzo giro. No, Alda, vai pure. Allora, molti colleghi fanno la stessa domanda, quindi mi arrogherò il diritto di unirle. Uno, cosa pensa, questa la chiedono quasi tutti, cosa pensa del DL rilancio presentato ieri dal Ministro, da Premier Conte? Ma guardate, onestamente non sono in grado di fare commenti perché ho visto il testo, devo ancora leggere. Vedo che ci sono tante misure, le valuteremo, non ve lo so dire, non lo so, perché ad esempio c'era un'attenzione per il sisma bonus e per l'eco bonus. Allora vi faccio un esempio: il sisma bonus è passato in una situazione in cui si rientrava in 10 anni, no, erano già 5 anni del contributo, no? Potevi arrivare fino all'80% se avevi 2 classi di miglioramento e lo potevi fare per tutti gli immobili. Adesso è diventato il 110% della spesa, quindi se tu spendi 100 ti rimborsano 110, ma prima erano, di fatto riuscivi a scaricare quasi 80.000 euro perché l'imponibile era più alto, adesso sono solo 60.000 e non vale più per tutte le unità immobiliari ma solo per quelle di residenza, il che vuol dire che si restringerà il parterre di applicazione, cioè l'ambito di applicazione, per cui fa notizia il 110%, ma se è su 60.000 euro, prima se ne scaricavano 80.000 euro, cioè questo è il vero tema. Quindi spero che sia solo uno dei pochi esempi da fare rispetto a quello che è stato approvato. È una montagna di articoli, bisogna leggerlo e bisogna capire. Fulvio Fioretti, prima domanda veloce, avete già qualche dato non sui morti, quelli ahimè negli ospedali, ma sui morti dell'economia? Pare che sarà una strage. Ma 50.000 posti di lavoro, l'abbiamo detto anche ieri, dei quali 35.000 persi nel mondo del turismo. Entriamo in un periodo di recessione, questo è poco ma sicuro, dobbiamo uscirne velocemente. Seconda domanda, il modello del municipio di Treviso per cui l'ampliamento dei plateatici ai pubblici esercizi è possibile con una semplice mail, lei la consiglierebbe a tutti i sindaci? Assolutamente sì, nel senso che, visto anche il tema del distanziamento sociale, del droplet da rispettare, delle linee guida, più spazio c'è meglio è. Se a parità di prezzo un ristoratore riesce a guadagnare qualche metro in più di cortile pubblico, penso che non ci sia nessun problema. Il collega Minazzi chiede in cosa si differenziano le nostre linee guida da quelle dell'eventuale DPCM del governo, su questo bisognerà attendere. La collega Chiarin della Nuova Venezia chiede, abbiate pazienza un attimo, chiede temi sulla cultura, musicisti, la possibilità di riprendere a far prove, associazioni culturali, quindi corsi individuali di strumento lo prevediamo, questo è tutto previsto in ordinanza, l'apertura dei teatri ma non per lo spettacolo ma per le prove, per tutte le attività. Buoso Ansa chiede: si pensa ad accordi locali per la riapertura dei confini regionali, quindi accordi fra... Lo stiamo procedendo, abbiamo chiuso per Friuli Venezia Giulia, abbiamo fatto per primo il Trentino, adesso stiamo procedendo anche con le altre regioni. Guerretta, il fatto che arrivi un decreto del governo magari al posto di un DPCM, cioè un decreto legge al posto di un DPCM, io questo non lo so, stringe la possibilità della regione di interpretare la norma? No, dipende da cosa c'è scritto. Il decreto sostanzialmente è un altro istituto giuridico che ha la conversione, però vista l'immediatezza capite che ha la stessa efficacia del DPCM, perché comunque ti serve dopo un istante il provvedimento di legge, non è che ti serve la fase emendativa per la conversione. Posso dire, di solito si tecnicamente va a morire, nel senso che quando sarà ora di convertirlo sarà già superato perché avremo già aperto tutto. A Padova si stima che lunedì, per esempio a Padova, riaprirà un solo locale su 4. Secondo lei è solo questione di distanze, linee guida, o piuttosto che la gente in questo momento pensa a tutto tranne che andare in un pubblico esercizio? Questo non ve lo so dire, il dato concreto ce l'avremo nel momento in cui ci saranno le aperture e vedremo di capire questo. Certo è che i cittadini avranno un atteggiamento molto più prudenziale nell'approccio a tutto quello che sono le forme di assembramento, c'è paura, c'è preoccupazione. Sentite, con 1728 morti, se non ricordo male il dato di oggi,
è inevitabile, quasi 4.000 ricoverati, è inevitabile che ognuno di noi conosca una persona che si è infettata o che è stata ricoverata o che è morta. Quindi non è più un problema del paese dall'altro capo del mondo, ma è un problema del vicino di casa, del familiare. Marzia Pretorani, Telenuovo, se ho ben capito la domanda, io la giro a modo mio perché così vediamo se ho capito bene, teme che i nuovi provvedimenti del governo non diano la richiesta e auspicata piena autonomia alle regioni neppure nell'elaborazione delle linee guida? No, non temo questo, nel senso che l'intesa durante la videoconferenza è stata chiara. Se dovesse essere il contrario ci hanno fatto anche di credibilità, scusate, ma non lo metto proprio in dubbio. Domanda secca del direttore di TVA Domenico Basso, ma lunedì si può capire come si apre? Lo sappiamo quando vediamo il provvedimento del governo. Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, un secondo ancora. I passaggi tecnici sono DPCM o decreto, poi bozza di ordinanza regionale che deve essere autorizzata? O sì, no? sì, nel senso che noi abbiamo anche qui bisogna vedere cosa prevede il DPCM, se prevede un'autorizzazione o se prevede la possibilità di fare ordinanza, punto. Fino ad ora è stata prevista questa finestra di fare ordinanze, punto, ed eventualmente con l'eventuale impugnativa da parte del governo. Se prevede, ma guardate, io escludo che si preveda un ulteriore vaglio da parte del governo, cioè, le regioni presentano e casomai si potrà negoziare informalmente, ma poi si fa l'ordinanza. Bellini, la voce di Rovigo, il direttore, buongiorno direttore, è possibile che ci sia una linea guida sui bagnini? Se sono assilati dalla domanda, il bagnino di salvataggio, come può fare la respirazione bocca a bocca? Ecco. Boh. No, siccome ci gira sta storia, ma secondo voi un medico può rifiutarsi di salvare una vita di una persona perché c'è il droplet? Ma fanno la respirazione bocca a bocca, non muore nessuno. 3 domande per l'assessore da parte della collega Nicolussi Moro. Sì, lascio l'assessore Lanzarini. L'ultima domanda, se non vado errato, poi facciamo un altro giro in sala se c'è altre cose per il Presidente. Borella, Radio Conegliano, chiede quale pensa possa essere la sua maggiore soddisfazione quando emanerà le linee guida del Veneto? Cioè, qual è la cosa che evidentemente appetire di più? Vedere che il virus se ne va e che la gente riesce a lavorare. Bene, io avrei concluso. Alda si era prenotata prima. Sì, volevo solo sapere cos'è che lei non aprirà nel caso in cui avesse appunto l'ordinanza, cioè cos'è che rimane chiuso a detta della Regione Veneto? Guarda, in questo momento i grandi assembramenti, no? Cioè tutto il tema dei concerti, purtroppo non saranno autorizzate ancora le attività di svago tipo Gardaland, i parchi, queste storie qua, il tema dei cinema, il tema dei teatri, nel senso che i teatri saranno aperti per l'attività, diciamo, di preparazione degli spettacoli, che sono le orchestre che devono esercitarsi, ma questo perché direttamente a livello nazionale questo è l'intesa. Cioè gli ultimi ad aprire sono i luoghi di grande aggregazione. Da quello che si capisce però dal 1° giugno dovremo tornare alla pressoché totale normalità rispetto a questo, perché si parla delle ultime aperture per i primi di giugno. Sì. Attenzione, questo è il dibattito al quale assisto a livello nazionale. Sembra che il 1° giugno sia la deadline oltre la quale dovrebbe restare qualcosa solo di residuale ancora da aprire. Considera che noi il 18 anticipiamo sostanzialmente il 1° giugno per molte robe, no? È una forma di negoziato per dire anticipiamo delle robe perché arrivare il 1° giugno e dire alla gente che non si può aprire è dura. Parisi, Rai News 24, Salmano. Però io poi direi dai prossimi giorni, Carlo, evitiamo con tutto rispetto per l'avrei comunicata al termine. No, facciamolo direttamente, anche ormai si può. Tornando alla normalità, si torna ai punti stampa, per cui chi è presente, bene, le domande diventano inutili anche perché si può raggiungere, non so. Visto che possiamo raggiungere Marghera tutti senza difficoltà, saranno qui i punti stampa e basta. Allora, Elena Maria.
Sì, Presidente, vediamo se riesco a recuperare con questa domanda per la quale non ero stata chiara. Dunque, dal mondo della moda, con la CNA Federmoda, chiedono se con queste linee guida regionali, così come previsto per la ristorazione, ci saranno anche delle indicazioni per quanto attiene alla sanificazione, ad esempio, dei locali e anche dell'abbigliamento, ad esempio, calzature, guardate, eccetera. noi stiamo lavorando alla sanificazione dei locali. Basta. Sì, perché nel momento in cui uno fa una sanificata, se dobbiamo ogni volta andare a sanificare tutto, penso che diventi problematica la partita. Quindi è sufficiente per garantire... Vi dico che stiamo lavorando su questo fronte. Considerate che vogliamo farsi firmare tutte le linee guida dal servizio del Dipartimento di Prevenzione. Grazie. Una questione che riguarda l'avviso a Treviso, almeno 50 negozianti hanno ricevuto l'avviso di sfratto da parte dei altro problema. Ecco, su questo cosa si pensa di dire? Che va trovata una soluzione, cioè le legittime aspettative dell'affittuario e del locatore, perché poi è inevitabile che ci sia un padrone di casa e colui che ci va dentro in affitto. E va compresa le difficoltà di chi non sta facendo fatturato da 3-4 mesi. Dall'altro capisco anche, perché poi non faccio parte di coloro che liquidano i padroni di casa come dei ricconi e tutti i problemi ce li hanno gli altri. Penso anche che magari ci sia qualche padrone di casa che magari vive solo di quello, cioè io ne conosco ad esempio, no? Cioè non è che sono tutti immobiliaristi. Penso che sia fondamentale che qui ci sia un intervento nazionale. Fra l'altro devo anche dire che me l'aspettavo, io non ho ancora letto tutto il decreto di ieri sera. Magari c'è dentro nel decreto, non lo so, però il tema degli affitti è importante. Dovrebbe essere uno sgravio del 60% fiscale. Però per gli inquilini, ma se questi non hanno reddito, come fanno? E poi devono concertare con il proprietario, ma il proprietario... È un problema del governo, nel senso che qui ci vuole un intervento a fondo perduto a favore a ristoro di coloro che hanno avuto questa difficoltà. Che altri paesi lo hanno fatto. Albino. Sì, vabbè, ovviamente credo che l'apertura dei centri estivi per i bambini da 0 a 14 anni sia una novità molto importante che lei poi normerà nel dettaglio con l'ordinanza certo. Riesce ad anticiparci qualcosa in più? No, no, non ancora. Va bene. No, Albino, scusa. Però abbiamo fatto una riunione stamattina su questo. Perfetto. L'altra cosa, il ministro Speranza ieri, durante la conferenza stampa, ha detto che il governo intende giustamente investire nella sanità e uscire dalla logica dell'emergenza e raddoppiare il numero di terapie intensive da 5.000 a 10.000 su scala nazionale. Il Veneto era già 830. No, è già raddoppiato. Ecco, appunto, quindi lei pensa di poter incrementare ulteriormente? Verrà rimborsato per gli investimenti fatti, è un discorso di lunga prospettiva, ma siccome... Ma sai, noi investimenti Albino ne abbiamo fatti tanti, considerate che ho visto ieri i conti, solo per il personale assunto noi a sistema andiamo a più 35 milioni di euro di spese di personale all'anno, 35 milioni. A questo si aggiunge più di 100 milioni di euro di spese per il coronavirus, all'interno dei quali ci sono i respiratori, le terapie intensive e quant'altro. Noi abbiamo già 825 terapie intensive installate, siamo partiti da 464. Considerate che il privato oggi ha in mano meno del 4% delle terapie intensive, cioè sono tutte pubbliche. In più abbiamo a magazzino altre disponibilità qualora ne servisse. Se poi arrivano altri finanziamenti, volentieri siamo qui ad accoglierli. Però noi abbiamo già raddoppiato le terapie intensive, nonostante qualcuno che non sa fare i conti dicesse che abbiamo dimezzate. No, ecco, si trattava di capire se come dire, le spese, gli investimenti che lei ha sostenuto in questo periodo rientrano già in un programma di finanziamento del governo a cui ha fatto riferimento a Speranza, o se invece quella è una partita nuova che si apre e quindi si va a un'ulteriore messa in sicurezza delle strutture. Ma sai, noi in questi mesi abbiamo investito, abbiamo portato a casa materiale da parte della protezione civile, dalla gestione commissariale, da Borelli, dall'attuale commissario dottor Arturi, per cui noi tutto quello che potevamo portare a casa l'abbiamo portato a casa. Peraltro annuncio che riniziamo con la distribuzione di mascherine per le famiglie e abbiamo i primi 3 milioni che il dottor Arturi ci ha inviato, dovrebbe arrivare
oggi in giornata o al massimo stanotte. E quindi torniamo fuori, noi abbiamo sempre cercato di portare le mascherine perché le vogliamo portare nelle famiglie. Saranno pacchetti da 50, per cui un pacchetto da 50 da ogni famiglia e via. E questo lo facciamo col commissario Arcuri. Dall'altro ovviamente abbiamo fatto anche investimenti in questi mesi, cioè non è che ci siamo fermati ad attendere il finanziamento statale. Quando c'era l'abbiamo portato a casa, quando non c'era abbiamo pensato comunque alla salute dei cittadini. Considerate che abbiamo aperto 5 ospedali chiusi e abbiamo allestiti con letti, postazioni come fossero ospedali nuovi, quindi abbiamo comprato 740 posti letto e adesso abbiamo in magazzino fra l'altro. Emiliano, poi chiudiamo. Volevo chiedere un aggiornamento all'assessore Lanzarin. Ci siamo lasciati circa 2 settimane fa. Ma allora vi lascio con l'assessore che deve intervenire anche per altri aspetti. Grazie. Grazie, buon lavoro, Grazie. buongiorno. Allora, assessore, sentiamo Emiliano, poi ho 2 domande che arrivano da 2 fonti diverse. Assessore, buongiorno. Le volevo semplicemente chiedere un aggiornamento sulla situazione di ripartenza delle prestazioni ordinarie, quindi la sanità è ripartita più o meno 2 settimane fa, credo ci sia il boom delle prenotazioni. Com'è la situazione? So che inizialmente pian pianino i motori si sono stati riavviati lentamente, ma dovreste sicuramente i primi giorni sono stati un po' più critici, anche perché forse la gente non aveva ben capito, interpretato, quindi avevamo le file al CUP piuttosto che ai centri prelievo, eccetera. Siamo anche stati, diciamo così, molto permissivi i primi giorni, cercando poi di dare le giuste informazioni. Mi dicono che insomma le situazioni sono abbastanza rientrate, quindi ci sono le prenotazioni tramite prenotazione, telefonata e quant'altro, e dovrebbero avere quasi insomma riposizionato quasi tutte le visite specialistiche, quindi che erano state di fatto sospese, quindi siamo a un buon punto anche con l'aiuto dei medici di medicina che hanno riprogrammato, come sentivate l'altro giorno anche da Crisara, che era qui per la presentazione appunto dei nuovi device legati appunto a nuove metodologie per quanto riguarda la medicina di famiglia, hanno riprogrammato molte visite, la maggior parte, insomma, quindi mi dicono insomma che la situazione stia andando insomma abbastanza bene. Stanno riaprendo anche tutti i Covid hospital, alcuni sono già entrati con la rete del pronto soccorso emergenza urgenza, gli ambulatori sono rientrati anche lì, quindi con le visite specialistiche che erano sospese, quelle a 30-60 giorni, e anche tutto il resto, quindi ci sono già l'attivazione di alcuni reparti in alcuni ospedali che erano chiusi, quindi anche lì stiamo ritornando, anche perché le terapie che si trovavano nei blocchi operatoi sono state tolte per permettere appunto il ritorno all'attività chirurgica. Grazie assessore. Allora, il collega Fennaro. Sì, ancora sul tema della riapertura dei centri per anziani, perché prima il Presidente ha detto che avrebbe risposto a lei. Sì, no, allora io oggi pomeriggio ho un incontro quasi ogni settimana, le 2 associazioni che raggruppano le strutture per anziani, URIPA e UNEMA. Ho un incontro oggi pomeriggio in cui ora, oltre a fare il punto della situazione, quindi come sta andando la campagna di screening, come stanno andando un po' le varie situazioni, le USCA, i team insomma che da parte delle USL entrano in queste strutture, mi ero impegnata insomma a presentare con loro anche le nuove linee guida e protocollo che la direzione della prevenzione ha stilato per quanto riguarda i nuovi accessi, quindi nuovi ingressi di anziani all'interno di queste strutture. Sicuramente un occhio di riguardo ce l'avranno le strutture tra virgolette pulite, quelle che non hanno grosse problematiche all'interno, e poi per quanto riguarda le visite ai familiari. Abbiamo tantissime richieste per quanto riguarda le visite dei familiari, capiamo insomma preoccupazione, angoscia e anche insomma situazione un po' particolare. Le strutture sono molto preoccupate, quindi con loro insomma vorremmo fare un percorso condiviso su questo, perché poi chiaramente sono le strutture che possono autorizzare o non autorizzare, però insomma che vada nella direzione anche di dare una risposta ai familiari. E la Nicolussi Moro, Corriere del Veneto, chiede 3 domande. Vabbè, a che punto il piano riapertura estiva asili? Mi pare che il Presidente ha anticipato che noi da un piano 06 abbiamo quindi trasformato in piano 014, quindi il 06 lo conoscevate già, insomma ne avevamo
avevamo già parlato, il 014 vuol dire 6-14 anni, quindi tutti i centri estivi, creativi, parrocchiali, comunali, CREST, associazioni sportive, fattorie didattiche, insomma tutta la rete che c'è, quindi tutto quello che si mette a disposizione, e l'abbiamo quindi inserito in un piano unico che verrà allegato, come diceva il Presidente, all'interno dell'ordinanza, perché con la riapertura è chiaro che diventano fondamentali. E come si diceva, insomma, visto che c'è questo finanziamento, si parla di 150 milioni per i centri estivi creativi che andranno direttamente ai comuni, a maggior ragione, insomma, se arrivano dei finanziamenti devono poi poterli spendere all'interno di questi centri. Quindi poi avete previsto dei protocolli di sicurezza, sì, che riguardano linee guida con quindi distanziamento, utilizzo locale all'esterno, misurazione di temperatura, piuttosto che appunto utilizzo dei DPI, gruppetti piccoli, quindi pochi operatori in base all'età, insomma, rispetto al rapporto con i più piccoli sarà minore, con i più grandi un po' maggiore. Ecco. Quindi le mascherine anche per i bimbi? No. Scusi, quello non lo prevedo. Scusi Assessore, qui stiamo parlando ovviamente di centri estivi e lei parlava di strutture private. Per quanto riguarda la scuola, la competenza è statale, ma le scuole parificate e gli asili nido rientrano in questa fattispecie? Secondo lei? Cioè rientrano per quanto riguarda se possono fare dei servizi di questo tipo, ma non sono servizi educativi, ma sono servizi ricreativi, cioè di sostegno, di appoggio alle famiglie, quindi cioè nel senso io mi immagino che l'asilo nido piuttosto che la scuola materna possa riaprire con i criteri di sicurezza, insomma con questi protocolli, non come attività didattica perché non è prevista, ma come attività di sostegno, supporto alla famiglia, conciliazione dei tempi di lavoro. Però con lo stesso personale che sarà in organico certo. Che fa altre attività in certo, saranno poi le strutture insomma che si organizzano. Noi su questo abbiamo già fatto 2 incontri e quindi è un percorso condiviso con loro. Certo. Ultima domanda, quando ci date le tabelle aggiornate sulle case di riposo? Vedo che vanno molto alla grande le tabelle sulle case di riposo. Poi secondi, posso andare in tempo reale. Oggi ne diamo una, non so, domani vediamo. A che punto lo smaltimento, mi pare abbiamo affrontato, dei 1,8 milioni di prestazioni specialistiche da riprogrammare? Poi avrei una domanda, l'ultima, della AGESCI, scusate, sarebbero gli scout, Vella, eccolo qua, un attimo solo, abbiate pazienza, poi chiudiamo. Adesso l'ho persa, un attimo ancora, mi perdono. Eccola qua. Allora, l'AGESCI chiede, leggo una lettera molto lunga. La nostra attività, classificata come ludico-ricreativa, può ripartire naturalmente rispettando tutte le regole del distanziamento sociale, comprese mascherine e guanti? È vietata l'attività ludico-ricreativa con DPCM. L'attività ludico-ricreativa è proibita dal DPCM. E quindi con questo chiuso. Scusate, ho una domanda per l'assessore Lanzellini. Sì, chiedo scusa, è arrivata proprio in presa diretta. Assessore, un telespettatore ci chiede rassicurazioni da parte sua in merito al fatto che la mamma doveva essere appunto ricoverata in una RSA già prima del presa in carico, diciamo così, del Covid, e così è stata accolta in una casa di riposo di Santa Maria di Feletto nel Trevigiano il 30 marzo, dopo che il tampone era risultato negativo. Nonostante i familiari fossero scettici, comunque la mamma è stata accolta con le rassicurazioni degli operatori della casa di riposo. Chiedono appunto se fosse tutto a norma, anche l'accoglimento della mamma. Non ho capito, quando è che è stata? Il 30 marzo. Allora, noi abbiamo, perché dopo il tampone. Allora, fino al 30 marzo alcune strutture potevano ancora ricevere.
Noi abbiamo mandato una con il tampone, sempre previo tampone, dal 30 marzo, e quindi mi sembra con le linee guida che noi abbiamo varato nuove, nel 30 marzo abbiamo chiuso gli accessi nuovi, proprio chiuso, mentre prima si potevano ancora, però c'erano pochissime strutture che accettavano, bisogna dire la verità, però potevano farlo previo tampone. Dal 30 ci sono state le linee guida nuove che invece hanno detto basta, quindi dal 30 in poi, tutto aprile e fino ad oggi invece non sono previsti accessi nuovi. Lei è entrata il 30 marzo. Sì, è il 30 o il 31, il 30 o il 31 abbiamo fatto quelle linee guida lì, adesso non mi ricordo, quindi probabilmente era entrata prima. Proprio nella coda. Sì. D'accordo, grazie. Grazie, arrivederci a domani. Vi ricordo che dal lunedì, lo dico a chi ci sta seguendo fuori da questa sala, dal lunedì, essendoci più restrizioni sulla mobilità, i punti stampa si svolgono qui, quindi le domande si svolgono come nei normali punti stampa qui in sede. Grazie. Grazie.